Sempre una sorpresa per me, stringere il sole nelle mie mani, rolling on the river, rolling, rolling, rolling on the river. Sole Mare Eventi, che è arrivata alla sua terza edizione, una rassegna estiva naturalmente che prevede diversi spettacoli. Questa sera live, e io credo che sarà uno spettacolo eccezionale, infatti l'ho voluto a tutti i costi qui questa sera. Voglio vedermi questo spettacolo perché mi hanno detto che deve essere una cosa fantastica. Ci vuole bene questa piazza. So
condomini come navi attraccate nel cuore di Manhattan. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. Without a dope beat, step two, step two, step two, step two, step two, step two. It's been a long time. We shouldn't have left you without a dope beat. Step two, step two, step two, step two, step two. Baby girl. What would you do to get to me? What would you say to have your way? Would you give up or try again? If I hesitate to let you in, now would you be yourself or play a role? Tell all the boys I'll keep it low. If I say no, would you turn away or play me off, or would you stay? Oh, if you don't succeed, dust yourself off and try again. You can dust it off and try again, try again. 'Cause if at first you don't succeed, you can dust it off and try again. Disco novità, mischiamo bene tutto quanto è tempo va, di modo scure microfonalità, con sicurezza con velocità. Ricordi benissimo, mi piaceva tantissimo. No? Tempo, di nuovo. Di più sui piedi, su. Guardalo sempre. Stai dentro la Tra Treporti e Cavallino torna a casa un soldatino. La licenza è breve assai e perciò non sosta mai. Dove state? Ma lei se ne va senza rispondere, non lo sente. Oh, Luigi, vecchio amico, qual piacere! Ma Luigi, caso strano, non risponde.
Spero ugualmente di potervi accontentare. La figlia del re malata ne mangia le donne e ne parla. Referente di poesia. Nel Pisani Lab ci sono stati molti momenti speciali, bellissimo. Sono Stefania e sono la referente danza. E entrare lì dentro è come trovarsi su un grande palcoscenico all'aria aperta. Sono Silvia, persone che non si erano mai avvicinate al disegno prima hanno comunque espresso attraverso questo mezzo meraviglioso quello che vedevano e provavano in quel momento. Sono Silvia, la referente per letteratura. Tra i vari libri che abbiamo letto durante il Pisani Lab, Lettere dal fronte della Grande Guerra, da Cavallino Treporti a Caporetto. Sono Silvia V, referente del laboratorio di fotografia. Non ero mai stata all'interno della batteria Pisani, quindi questa esperienza mi ha dato l'opportunità di vivere e scoprire un nuovo luogo del mio paese. Benvenuti in casa mia. Questo era il salotto. Immaginatevi qui una tavola. Io sono nato qui e qui ho vissuto fino all'età di 10 anni. Questa comunque resta per me la casa. Questa resta e resterà sempre la mia casa. Avete idee, desideri, progetti? Portateli in batteria all'ora del tramonto. Non ne avete? Venite a prenderveli in batteria all'ora del tramonto. Così lanciavo l'idea del Pisani Lab nell'estate 2014. Si trattava semplicemente di aprire la batteria Pisani alla comunità, di martedì nelle ore del tramonto. Aprire il cancello della batteria si porta dietro una grossa responsabilità, quella di riconoscere sempre il valore di quel luogo. Non può essere un'azione banale. La batteria non può essere aperta a tutto. A tutti sì, ma non a tutto. Nella batteria Pisani devono entrare la qualità, la sensibilità, il rispetto, il pensiero. Ed è da queste considerazioni che è nata l'idea del Pisani Lab, un cantiere di idee creative aperto alla comunità. La comunità ha avuto a disposizione questo spazio meraviglioso per ritrovarsi, senza impegno o scadenza da rispettare, semplicemente ritrovarsi per osservare o per condurre un cantiere operativo, condividere libri, esperienze, progetti, idee, ritrovarsi per sperimentare. Il Pisani Lab è una sperimentazione, occasione di contagio multiesperienziale, di scambio produttivo e generoso di idee. Le mura rassicuranti della batteria hanno abbracciato le arti. Disegno e pittura, musica, danza, fotografia, poesia, letteratura, lettura e scrittura. Così chi ha buttato il naso dentro, invece di vedere un luogo vuoto, ha visto qualcuno che dipingeva, qualcuno che danzava, qualcuno che leggeva o scriveva sotto il grande albero. Chiunque poteva entrare, spiare, osservare e condividere. Il mio augurio è che partendo da questi progetti importanti e di qualità che sono iniziati nel 2013 con l'Histoire du Soldat di Stravinsky allestito proprio all'interno della batteria e che sono continuati poi con la rassegna La cultura Valforte dell'estate 2014, si sedimenti l'esigenza di vivere la batteria da un lato come luogo di comunità e dall'altro come luogo d'arte e che questi due aspetti si possano sempre coniugare all'insegna del rispetto e della valorizzazione di quel luogo magico.
Lo spettacolo teatrale ha unito le forze di tutti i partecipanti e di conseguenza di tutte le arti e discipline coinvolte. La prima parte è stata ispirata dal libro di Patrick Bainado Silenzi di ferro, nel quale racconta la vita della sua famiglia che abitava nella batteria Pisani negli anni 50 e 60. La seconda parte invece ha messo in scena alcuni momenti dell'esperienza estiva del Pisani Lab. La mostra fotografica è stata allestita dal gruppo Fotografia, che ha ideato 2 progetti, uno di gruppo e uno personale. Anche in questo caso un racconto ispiratore, La guerra di Bruno, di Nebbia Bozzato.
Pittura e musica sono due arti sorelle. Pensando ad esempio ai compositori, spesso e volentieri fanno riferimento all'arte figurativa, anche semplicemente nella terminologia che usano. Dall'altra parte abbiamo invece i pittori che abbracciano la musica. Ad esempio Kandinsky, che i bambini hanno avuto il piacere di conoscere dal vivo, dato che il corso ha previsto anche delle uscite Guggenheim e Pesaro. Stiamo parlando del primo Novecento, quindi un periodo di rivoluzione in campo artistico in cui si sperimenta tantissimo, è un momento di rottura con la tradizione, quindi tutto quello che ormai è stabilizzato e ha una forma ormai definita viene messo in discussione, quindi questi artisti, non solo pittori naturalmente, tutte le arti vivono questo momento, cominciano a fare esperimenti e pittura e musica è una disciplina che nasce proprio in quel momento e che si colloca in questo momento di frattura in cui, stanchi della tradizione, si cercano forme nuove. Questa fusione mira a realizzare un'opera d'arte totale. Non c'è questa netta distinzione tra un'arte e l'altra. Noi sappiamo tutti cosa significa disegnare, no? Con molta semplicità possiamo dire che noi tracciamo dei segni che traducono graficamente le immagini che noi vediamo. Vedere
osservare. Ma cosa vediamo? Ognuno di noi interpreta il proprio vedere, ed è importantissima sta cosa, con la propria capacità di conoscenza, cioè quello che noi conosciamo, e il nostro interesse. Alla stessa mostra che siamo andati a vedere anche col maestro De Luigi, ognuno poi ha visto e interpretato dei segni, delle sensazioni, e noi adulti ci siamo confrontati. Leggere quindi i fili invisibili della struttura geometrica del soggetto. Per andare a cogliere i fili invisibili dobbiamo trasformarla in un soggetto geometrico, da lì poi andiamo a modularlo. Cosa abbiamo provato, Valeria? Tantissimi strumenti. E qual è lo strumento che ti è piaciuto di più? È vero che si possono suonare anche le pentole? Sì. Come? Porti un mestolo, una pentola e batti. Ma allora le pentole sono strumenti musicali? Sì. E i tamburi sono strepitosi. Sabato mangio un dolce di cioccolato, un gelato, un cetriolo, un pezzo di formaggio, una fetta di salame, un lecca, una fetta di pan dolce, una salsiccia, una pastina e una fetta di anguria. Cosa vieni a fare di martedì qui insieme agli altri bambini con la Susi? A giocare. Ah sì? E che giochi fate? Teatro. Se devi spiegare a un altro bambino che cosa si fa al corso di teatro, che cosa gli racconti? Si fanno tanti bei giochi. Ciao Stefania, tu hai frequentato il corso di teatro e musica insieme alla tua bambina. Sì, è stato divertente. Sanno come trasformarci. Si nota qualcosa?
Sono mica stato io, e allora sarò stato io! Venite a teatro, venite ad imparare che cos'è il teatro! Il teatro che sta diventando una televisione! Cuce me budelle tutte assieme! O stomaco, con diaframma! PlayStation, Facebook, a tutte le ore, 5, 6, 7 televisioni per ogni ragazzo. Ecco come dovrebbero essere tutti i paesi civili. Vivo e pensante! Vivo e pensante! Cosa ti dà un bruffo alla sola? Vuol dire abituarsi a capire l'altro. La maschera diventa un altro. Da un uovo gobbo di una gallina zoppa. Oh, sole mio! Ma stai sicuro che non lo so? Quando mangiano fanno schizzinoso. Farà da tanti E come i fiori di suo fratello, e c'era come anche E gira tondo, che Lontananza! È come il vento! Silvia! Te lo dico! Cristina! Francesca! Michele! Dai来非常多的钱，你知道吗？ Certamente. Così! Sul mio senapo vieni, Gli occhi, ti spalancano gli occhi. Non puoi andare avanti, devi riprendere, se no non capisci il tonico. Sei matto, sei matto, sei matto. Un centinaio di bambine hanno illuminato la mia vita. 21 luglio 1876. Mia cara Ada, fammi sapere se ricevi la mia lettera e se sei ancora una bambina o una persona adulta. Ti mando 7 baci per durare tutta la settimana. 19 aprile 1878. Mia cara Edith, mi dispiace di non essere riuscito a venire da te, ma che importa dopo tutto? Ci saranno 10 o 20 uomini nelle vicinanze e ognuno di loro andrà bene. Ti mando 4 baci e 3/4. Tuo affezionatissimo Lewis Carroll.
rendere familiare una cosa che non lo è. Raccontare una propria storia come se non fosse la mia storia. Posso usare i racconti degli altri per entrare. C'è una donna che semina il grano, volta la carta si vede il villano che zappa la terra, volta la carta viene la guerra. Per la guerra non c'è più soldati, a piedi scalzi sono tutti scappati. Angiolina cammina sulle sue scarpette blu, carabiniere l'ha innamorata, volta la carta e lui non c'è più. Carabiniere l'ha innamorata, volta la carta e lui non c'è più. Segui il sentiero dorato. Segui il sentiero dorato. Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road. Follow, 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 follow the yellow brick road. Follow the yellow brick, follow the yellow brick, follow the yellow brick road. You have to see the wizard. Quando ebbe le braccia e le gambe, Pinocchio strappò la parrucca allo sbalordito vecchietto. Un buon compleanno a me. A chi? A me o a te? Un buon non compleanno a te. A me? E a te? O a me? Prendiamo tutti insieme con un altro po' di te. E tanti tanti auguri. Quinto reparto, aumentare 4-1. Prende e giocate con gli altri. Ok? Altrimenti rimanete solo da soli, ok? Tu passa da qua, passa da qua. Passa da qua, le gambe. Attenzione sorvegliante, avaria al banco 5, controllare lo stringidadi. I dadi arrivano lenti dal banco 5, attenzione sorvegliante. Devi imparare, qui c'è scritto solo mi strettone, e chiamami soltanto mi strettone.
touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start, format it, buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, chart it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip unzip it, lock it, fill it, call it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start, format it. Technologic, 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 technologic. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, chart it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip unzip it, lock it, fill it, call it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start, format it. Benissimo cari signori, il vincitore di questa manche è Clara Rodriguez. Il vostro pulsante è il numero 1 per Clara, il numero 2 per Shannon, il numero 3 per Marianna. Votate! Per proclamare il vincitore di Grillo Reality Show, Marianna! Non mi pare giusto! Ciao Alice, sei in chat con la regina di Pori. Io che ho tutta la tecnologia di questo mondo sono depressa. Stavano continuando a prendermi in giro e a dire che io non avrei mai potuto far parte del loro gruppo. Io non potrò mai essere una di loro. Tu sei diversa, tu non sarai mai con noi. Non so, mi è venuto in mente che quella scodella poteva rispecchiare la mia vita. Perché la mia vita è vuota, come quella scodella. E fa schifo. E ogni volta che tu leggi, conosci, scopri qualcosa, cadi giù in un'altra stanza. Allora di nuovo viene cancellato tutto ciò che eri, non ti ricordi più chi sei. E tutto quello che pensavi fosse giusto non è più giusto. Vedo vari gruppetti, scherzano, parlano. E io vorrei avvicinarmi almeno a uno di loro, ma mi blocco. E mia madre mi tratta come un'emarginata sociale. Mio padre è sempre al lavoro e non si ricorda nemmeno il giorno del mio compleanno. Tanto non mi interessa. Ho notato che sono tutti superficiali. Quali sono le problematiche contemporanee su cui ricade più frequentemente l'uomo? Quando io faccio queste domande ai miei compagni, loro mi guardano allibiti. Abbiamo 14 anni, abbiamo già percorso un sesto della nostra vita, ma sappiamo un sesto del mondo. Ho 15 anni e che dire di me? Faccio schifo. La scuola non è il mio forte, insomma, la mia media è bene o male il 5. Non sono quella grande intelligenza. Voglio trasferirmi in uno stato straniero, magari in cui si parla inglese perché è la materia in cui prendo i voti più alti. Mi piacerebbe diventare una scrittrice. Però, insomma, presa come sono, non penso che sia possibile. Beh, non ho altro da dire. Ciao. Premio Nobel per la pace, 125 premiati. Premio Nobel per la medicina, 207 premiati. Premio Nobel per la fisica, 198 premiati. Premio Nobel per la chimica, 166 premiati. Premio Nobel per l'economia, 56 premiati. Premio Nobel per la letteratura, 105 premiati.
Se non è un po' assurda, non sarà mai una grande idea. Chi cerca trova sempre qualcosa. Alcune sono idee inutili, altre sono idee malvagie. Vogliamo parlare della mafia? Degli oggetti in avorio? Delle armi? La guerra? Delle uova quadrate? Vogliamo parlare dei campi di concentramento? Del bullismo? Del razzismo? Delle gabbie? Delle piantagioni di broccoli. Delle mutande per l'iPhone? Già, che idee! Il mio nome è Homo Elvis Neanderthal. E sono io che ho inventato il rock. Che c'è da ridere? Sapete cosa vuol dire rock? Roccia. È stato il primo concerto nella storia dell'umanità. Io mi chiamo Galileo Galilei. Servono teorie e leggi da formulare. Accusato di eresia. Ma santo cannocchiale, l'umanità deve accettare di non essere al centro dell'universo. Siete tutti degli egocentrici! Allora io, Ferdinando Magellano, in latino Ferdinandus Magellanus, in portoghese Fernão de Magalhães, in spagnolo Fernando de Magallanes, ho circunnavigato. Ma come mai agli antipodi non cadiamo a testa di giù? L'universo funziona grazie a delle leggi e quelle leggi le ho inventate io, Isaac Newton. La Luna è trattenuta nella sua orbita attorno alla Terra perché i pianeti descrivono le loro orbite attorno al Sole, i satelliti attorno ai pianeti descrivono le loro orbite attorno al Sole. E gravitano gli uni verso gli altri! La mela Melinda, la mela avvelenata di Biancaneve, la mela sulla testa di Guglielmo Tell, la mela che pare di andato da Afrodite, la mela morsicata della Apple e la melevisione. È la mia mela quella più famosa dell'universo. La mela Isaac Newton. La mela della legge di gravitazione universale. Salve, sono Timo Berners-Lee e sono tra le 100 persone più importanti del mondo perché ho inventato internet. Oggi ci sono 2 miliardi di persone che usano la mia idea, anche se qualcuno la usa solo per Facebook. Sono Archimede e sono famoso per aver detto Eureka. Tanto per cominciare, mi dà tremendamente fastidio quando dite Eureka con l'accento sulla seconda E. Perché io sono greco e in greco si dice Eureka con l'accento sulla prima E. Perfetto indicativo attivo del verbo eurisco, cioè trovo, e che significa ho trovato. Comunque, se vogliamo mettere puntini sulle I, l'accento italiano segue le regole dell'accento latino, secondo cui la penultima sillaba deve essere accentata, qualora la vocale sia lunga. Ma nella pronuncia greca no! Ok. Ladies and gentlemen, good evening. Iossido di carbonio, che è un gas che se viene immesso nell'atmosfera, oh my god, è una delle principali cause dell'effetto serra. Ciao, il nome è Cincignang Yang, professoressa Yang Yang. Vengo da Cina e mi sono laureata all'università di Shaoxing-Hao, in particolare nel settore di Shaoxing-Hao. Perché? Perché è importante! Essere professor Marco, io venire da Russia. Questa essere mia Siddhartha idea. Raison andrei in un mondo pacifico, collaborazionista e senza paura di affigiudicare dei bersagli e giocare tra in. Grazie. E ci ricolleghiamo via satellite con il Dipartimento di Mummie Intelligenti del Museo della Storia, della Scienza e della Coscienza Collettiva. Intelligenza, capacità e volontà di pensare, non tutti ce l'hanno. Come adesso? Mi serve tra 2 ore! Tranquilla, abbiamo un'asciugatrice nuova, cilindro in acciaio zincato, flusso di 6,5 metri cubici di aria al minuto, velocità di asciugatrice circa 35 al massimo 55 minuti, fase finale antipiega. Altro che 35-55 minuti, flusso di acciaio zingato, 6,5 metri cubici. Il capo dice che può benissimo arrivare tra mezz'ora, ma in tal caso sarà licenziato. Taxi! Bene, così mentre aspetto posso leggere il mio bel libro in santa pace. Dai, ti ho detto che non ti faranno niente. Su, forza, dai. Ma non fare il bambino, su. Salve. Salve. Chi è l'ultimo?
sa, è che mio marito deve togliersi un dente ed è terrorizzato. Glielo dica anche lei che non deve preoccuparsi. Non deve preoccuparsi. Te lo dice anche il signore che non devi preoccuparti. Poi ti faranno l'anestesia. Glielo dica anche lei che gli faranno l'anestesia. Gli faranno l'anestesia. Visto, te lo dice anche il signore che ti faranno l'anestesia. Poi, passato l'effetto dell'anestesia, ti daranno gli antidolorifici. Le dica anche lei che gli daranno gli antidolorifici? Sì. Visto, te lo dice anche il signore che ti daranno gli antidolorifici. Ma dove va? Dicevo, ti daranno gli antidolorifici, poi una volta passato l'effetto dei primi antidolorifici. Immaginiamo il nostro mondo senza ruote e senza automobili. Senza televisione, senza sapone e senza lavatrici. Senza ore, giorni, mesi, anni. Senza telefono. Senza libri e senza scrittura. Senza agricoltura. Senza vestiti. Senza computer. Senza musica. Senza elettricità. Senza anestesia. Medicina. Numeri, alfabeto, Metalli. Carta. internet, pizza, pittura, danza. Senza idee.
È impossibile non avere l'emicrania. E suoni poco tranquillità. Siamo una Licerni. Lu e Lu. Alice, stai ordinando la tua stanza? Sì, mamma, ho quasi terminato. Pipì di pipistrello! La pozione? Com'è? Buona? È buona! Oh, hai paura? No! Avete visto? Clegno non ha paura! Allora la pozione funziona! Se volete preparare la pozione per vincere la paura, a casa dovete mettere coda di lucertola, sputo di rospo, E mi sapresti dire dov'è Peter? A uccidere più di 10 marinai in un colpo solo. No, adesso no. Magari più tardi. Eccola qua la mia ciurma, guarda che ciurma. Siete pronti? Siete pronti come? Siete voi? No, voi siete la mia ciurma di pirati. Siete pronti come ogni mattina a intonare l'inno? Di noi pirati non fate gli spiritosi, so che lo fate, sempre avanti. A quali bambini sperduti, voi siete la mia ciurma. Avanti, avanti. Non sono il più grande pirata di tutti i tempi. Bene, vedo che la mia ciurma mi ama. È stato bello averlo vissuto prima questo teatro, adesso si sente ancora la magia, ma è bello di aver respirato la polvere che c'era prima e di rivederlo adesso, fa bene al cuore. Ti assicuro che la polvere c'è anche adesso. Un progetto dedicato all'arte e mestiere tra i più antichi e poetici. Ha un'origine antichissima il mestiere del burattinaio. Per fortuna cinema e televisione e computer non hanno fatto sparire i burattini. I burattini hanno una concretezza che nessuno spettacolo mediato da uno schermo potrà mai avere. Per i bambini rimane lo spettacolo preferito ed è infatti ai bambini che questo progetto si rivolge. Il mastro burattinaio Roberto ha coinvolto i bambini prima come spettatori, poi ha spiegato loro come avviene la creazione dei burattini utilizzando semplicissimi calzini e vecchie ciabatte. Infine ha fatto loro provare l'ebbrezza di una breve messa in scena, da bravi apprendisti burattinai. La compagnia in tournée italiana arriva da New York per mettere in scena nel nostro piccolo teatro Geppetto, alias G. Lo spettacolo, in lingua italo-americana, vede protagonista un povero burattinaio italiano immigrato a Brooklyn, la cui vicenda inizia quando i suoi compagni più stretti, due burattini logori creati da lui stesso, iniziano ad andare in pezzi. G deve cercare di ripararli e di guarire egli stesso, così che lo spettacolo e la sua vita possano continuare. Ho deciso poi di portare l'esperienza del teatro di burattini nelle scuole dell'infanzia, consapevole dell'importanza di avvicinare i bambini alle discipline artistiche, in questo caso al teatro di figura, fin dalla più tenera età.
sì, basta dire poeta col pesce. Pasta ai fagioli, pasta ai fagioli. Fammi parlare di come via intervento? Mica l'ho visto solo in televisione, ma ti era mai successo? Le goccioline di champagne, sale una più bionda, 3 bicchieri fermi là e voilà una goccia rossa. Bellissimo, meraviglioso, guarda. Mai divertito tanto. Sex Machine! Italiani! Poeti! Navigatori! E puttanieri! Sex Machine! E allora parliamo centinaia e centinaia di bambole non siamo gli eroi del cielo! Sesso porco a pagamento! Sex Machine! Non esiste sporco impossibile per Dio presto bucato a mano. Un bambino di 6 anni è caduto ieri sera in un pozzo artesiano. Entro nelle nostre case per non uscirne mai più.
Ever close your eyes, ever stop and listen, ever feel alive, and you're nothing missing. You don't need a reason, let the day go on and on. Let the rain fall down everywhere around you, give into it now, let the day surround you. You don't need a reason, let the rain go on and on. Only take the time from the helter skelter. Every day you fall, everything's in kilter. You don't need a reason, let the day go on and on. Every summer song, every winter evening, every spring to come, every autumn meaning. You don't need a reason, let it all go on and on. Mi hanno detto di presentarmi qui. Mi hanno detto che cercate delle musiciste. Si mette a correre. Corre, corre. Si butta contro il recinto con l'alta tensione. Noi continuiamo a suonare. Le teste guardano. Noi continuiamo a suonare. Noi continuiamo a suonare. Noi continuiamo a suonare. Silenzio!
so il voto per l'interrogazione, tu adesso vai a casa, ti leggi l'Iliade vera e domani mi fai una relazione scritta. Vai, Maria, la guerra è brutta, sporca, faticosa, e Omero te la fa vedere come in un film. Stacco sull'occhio di un cavallo che cade contro scena, sull'occhio di un'auriga colpito dalla lancia. Subito stacco di nuovo sullo scudo di Aiata che si riempie di lancia e viene spinto via. Seguiamo la traiettoria di un masso che colpisce il gomito di un'auriga. E questo è il pensiero dei greci, che senza Achille non ce la faranno, ma moriranno tutti quanti lì sulla spiaggia. E questo è il pensiero dei troiani, che senza Achille i greci non ce la faranno, ma moriranno tutti quanti lì sulla spiaggia. Per la prima volta in 9 anni pensano la stessa cosa. Lei è Beatrice, ma tutti la chiamano Bebe. È piena di interessi, soprattutto la scherma. Bebe era infatti tra le 10 atlete di fioretto più forti in Italia. All'età di 11 anni è stata colpita dalla meningite. La tragica conseguenza è stata l'amputazione di tutti e 4 gli arti. Bebe non si è mai arresa. Voleva tornare a tirare di scherma. Ed è stato allora che è nata Art for Sport, un'associazione onlus che crede nello sport per il recupero fisico e psicologico di bambini e ragazzi amputati. Ora Bebe, grazie alle protesi biomeccaniche, è l'unica atleta al mondo a tirare di scherma senza i 4 arti. Bebe ha insegnato a tutti i ragazzi presenti quella sera quanto può essere importante avere una passione. Una passione mantiene in vita ed è in grado di dare un senso diverso al nostro esistere, sia che si chiami scherma, sia che si chiami I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through that open door. I believe I can fly. I believe I can fly. I believe I can fly. See, I was on the verge of breaking down. Sometimes silence can seem so loud. Se capovolgi il mondo, lo specchio ti riflette. Se capovolgi il mondo, lo specchio ti riflette. Intergalactic excitement. Get ready to...
insegnanti. Sono in realtà due parole chiave e sono le parole che servono per avere successo nella vita. Studio e passione. Sì, l'atmosfera che si respira qui dentro è una cosa incredibile ed è la passione che ci mettete voi e i vostri insegnanti e l'amore del pubblico verso quello che fate. Io vi auguro di continuare a mantenere una passione, spero per la danza, visto che siamo qui per quello. Se non sarà la danza sarà qualcos'altro, ma avere sempre una passione che vi tiene vivi. per sempre nel